storie di una bidella 53enne trovato dai carabinieri all'interno della sua abitazione a Campodarsego, tracce di sangue vicino alla donna, indagini per capire se si è trattato di un omicidio. Olimpiadi 2026 sempre più vicino alla decisione sulla candidatura italiana prevista per venerdì, l'annuncio del sottosegretario Giorgetti che sul ruolo del governo è chiaro, niente finanziamenti. Nel lab di Conetta procedono i lavori di bonifica dell'area interessata dal furioso incendio di ieri. Intanto il sindaco Panfilio attacca chi controlla la sicurezza del centro. La regina del Belgio, Paola, colpita da un ictus mentre si trovava in visita a Venezia. L'81enne ricoverata all'ospedale civile nel pomeriggio di oggi è stata trasferita nel suo paese. Non è in pericolo di vita. Ultimo saluto nel Duomo di San Martino di Lupari a Martin, il bimbo di 8 anni travolto da uno scuolabus, palloncini al cielo al termine della cerimonia. Un messaggio in inglese sul muro di un liceo di Bassano provoca la reazione solidale degli studenti, decine di fogli per offrire il proprio aiuto. Oggi, 26 settembre, ricorre il 74esimo anniversario dell'eccidio del Grappa a Bassano, il ricordo di chi visse quei tragici giorni del 1944. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto. Dunque, avete sentito la notizia di apertura, ci colleghiamo subito con Federico Fusetti per capire appunto se ci sono ulteriori dettagli. Il rinvenimento del corpo di questa 53enne bidella di professione nella sua abitazione a Campodarsego nel Padovano. Federico, ci sono novità? Sì, buonasera Ferdinando, buonasera ai telespettatori. Le novità sono proprio che il giallo prende sempre più corpo perché questo rinvenimento del cadavere ha attorno appunto un po' di mistero. Il corpo pare sia stato un passante che dalla finestra ha visto all'interno dell'abitazione la donna, però c'era del sangue attorno al corpo e quindi per questo motivo sono stati chiamati immediatamente i carabinieri, è arrivato il reparto scientifico proprio per effettuare i rilievi e insomma questo è avvenuto nel tardo pomeriggio, ancora non ci sono conferme proprio perché prima di entrare nell'abitazione i carabinieri vogliono effettuare tutti gli accertamenti e non è assolutamente escluso che si tratti anche di un atto violento e quindi di un omicidio. Come dicevi, la vittima, la donna insomma defunta, è una bidella di 53 anni, non si è presentata al lavoro oggi e quindi il dirigente scolastico l'aveva cercata al telefono e appunto oltre a questo tentativo di cercarla da parte del suo dirigente scolastico ci sarebbe stato anche qualcuno che l'ha vista passando riversa a terra all'interno dell'abitazione. Certo. Siamo, come dicevi, a Campodarsego. Esatto, grazie a Federico Fusetti. La parola, tra l'altro, se ci sono novità torniamo a collegarci con te, resta da capire se si tratta di omicidio o magari un incidente domestico, come avete sentito. Ora le Olimpiadi invernali 2026, torna a parlare il sottosegretario alla presenza del Consiglio Giorgetti. La decisione potrebbe arrivare venerdì, ma il governo, come conferma ancora una volta, che ruolo avrà? Non quello di finanziare probabilmente. Se mi si chiede Milano o Cortina può stare in piedi, io ho detto, lo ribadisco, può stare in piedi se dimostreranno di poter in qualche modo garantire loro l'organizzazione dell'evento, poiché il governo in quel caso si limiterebbe, diciamo così, a dare il beneplacito, ma evidentemente non a sostenere gli oneri finanziari. Questa è la sintesi della situazione al momento. Lapidario, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri non lascia spazio a interpretazioni. Tramontata la candidatura a tridente per le Olimpiadi invernali 2026 e quello in ballo separatamente, il duo Milano-Cortina da una parte e Torino dall'altra, resta un punto fisso. Il governo non aprirà i cordoni della borsa. Veneto e Lombardia, nel caso di Cortina e Milano, dovranno contare solo sulle proprie forze. Ormai la decisione è alle porte, domani il Consiglio dei Ministri. Credo che alla fine, entro venerdì, una posizione definitiva sul punto ci sarà. Poi io immagino che il Presidente del CONI debba partecipare alla riunione del CIO in Argentina e qualcosa dovrà pur dire, quindi prima di allora si metterà un punto fermo. La posizione del governo, ha precisato Giorgetti, al di là delle posizioni di simpatia, l'ho riassunta chiaramente. C'è una proposta del CONI a cui è stata chiesta la condivisione senza se e senza ma, che però non è arrivata. Ora ci sono altre iniziative che devono puntare sulle proprie risorse e la propria capacità organizzativa.
e per il Veneto arriva la mano tesa del Friuli Venezia Giulia. Il governatore Massimiliano Fedriga ribadisce che un asse leghista con i vicini di casa è possibile. Ho sempre fatto il tifo per eventi sportivi di questa portata perché producono investimenti e anche un ritorno economico per i territori, dice Fedriga. Mi auguro che Lombardia e Veneto ce la facciano, le Dolomiti sono anche nel nostro territorio, quindi anche io sono disponibile a dare una mano. Intanto le lancette dell'orologio corrono. Tutto in 48 ore per la candidatura italiana verso il sogno delle Olimpiadi 2026. E torniamo all'incendio di ieri nel lab di Conetta che, come sapete, accoglie i profughi. Continuano i lavori di bonifica. Dopo il rogo ma c'è lo sfogo del sindaco Panfilio. Smassamento e pulizia proseguono senza sosta dal momento in cui il rogo è stato domato e carabinieri e vigili del fuoco hanno svolto nuovi sopralluoghi nell'ex base per raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto, un incidente causato con molta probabilità da un fornelletto adoperato dagli ospiti. Nell'Abba di Conetta è tornata la calma tra i migranti che hanno rischiato di fare la morte del topo. La gravità dell'atto è indiscutibile. Io mi meraviglio come delle istituzioni approvino l'uso di materiale non ignifugo. Fortunatamente i migranti coinvolti con sintomi da intossicamento causato da inalazione del fumo sono stati soccorsi sul posto e non sono gravi. Con un giro d'affari del genere, forse era il caso di prendere il materiale ignifugo, la prefettura doveva verificare, gli enti competenti dovevano verificare. Io penso di sì, a casa nostra lo fanno, lì non è stato fatto. Il futuro dell'Abba di Conetta è avvolto in una nebulosa. Se le parole hanno un significato, fino ad ora si è scritto cessazione di Bagnoli e progressivo svuotamento di Conetta, che è quanto accaduto puntualmente. Peccato che alle richieste del sindaco di chiudere l'Abba il governo abbia risposto con un decreto strumentale, dice Panfilio. Io voglio che l'istituzione governativa dica: Panfilio, tu non hai capito niente, noi Cona la chiudiamo. E allora io me ne farò una ragione di quello che non capisco e loro dimostreranno di essere persone che mantengono le promesse al proprio elettorato. Al contrario è solo propaganda. E allora, dopo quest'ultimo episodio, vediamo che pensano i residenti della zona. Attraversiamo la piazza di Conetta e il rimbombo dei passi è l'unico rumore udibile in una mattinata come tante. Il centro della frazione è desolatamente vuoto e lo sguardo si perde tra attività chiuse e i cartelli di vendesi che restituiscono un'immagine lontana dai centri dei paesi della campagna veneziana in cui le ore di lavoro si alternano a quelle dedicate alla socializzazione. La crisi e la presenza ingombrante e soffocante dell'Abba nell'ex base militare hanno causato ripercussioni importanti e per ora immaginare di risalire la china sembra complicato e lontano nel tempo. Non è proprio un'ottima soluzione l'hub che abbiamo qui a pochi metri da casa, che va chiuso, non può resistere. Poi oltretutto l'episodio di ieri che in pratica ci ha portato a prendere fuoco un capannone che fortunatamente non ha avuto danni per quanto riguarda gli occupanti, però siamo sempre sul chi va là. Ieri le fiamme e la colonna densa di fumo hanno causato grande apprensione tra chi era in casa, oramai abituato a convivere con la presenza pressoché costante delle auto delle forze dell'ordine. È logico che ti viene il pensiero che possa succedere qualcosa veramente di brutto all'interno della base, che possa succedere qualcosa di negativo nei confronti degli occupanti. I just came back to see my friends, so they did not allow me to enter, so I was going my way back. Sono tornato per vedere come stanno i miei amici, ma non mi hanno permesso di entrare. Sto tornando indietro, ci dice questo giovane migrante della Sierra Leone che sta in una struttura a San Martino. Lo incontriamo all'ingresso dell'Abba, in sella la sua bicicletta ripercorre tra i campi la via del ritorno. Cosa sta succedendo là dentro? Non si sa mai niente qua. Cosa succede? Tutto per sentito dire, ma la verità non si sa mai. La verità sia su cosa accade nel perimetro del centro di accoglienza che sul suo futuro. Questo chiedono gli abitanti di Conetta alle istituzioni e alla politica, ma le risposte tardano a venire. Allora, siamo in grado di mostrarvi le primissime immagini del luogo del presunto omicidio, anche se sembra col passare dei minuti
sempre più credibile questa ipotesi. Campo d'Arsego, via Caltana, dunque Alta Padovana, vedete i carabinieri e gli uomini della scientifica al lavoro in questa villetta dove è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi il corpo senza vita della 53enne di professione bidella. Oggi non si è presentata al lavoro, da qui dunque i dubbi dei colleghi. L'ipotesi, dicevamo, dell'omicidio col passare dei minuti si accredita sempre di più. Non si è presentata al lavoro, è stata trovata in casa sua, priva di vita e in una pozza di sangue. Si è pensato anche all'incidente domestico, come dicevamo, tra le prime ipotesi. Sono al lavoro ancora in questi minuti, lo vedete dalle immagini girate da Francesco Ratai pochissimi istanti fa, gli uomini dell'Arma per cercare di capire cosa sia realmente accaduto. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. La regina Paola di Belgio, colta da un ictus mentre si trovava in vacanza a Venezia, le prime cure all'ospedale civile lagunare, poi nel pomeriggio un volo l'ha riportata a casa, non è in pericolo di vita. Un volo decollato nel pomeriggio dall'aeroporto di Venezia ha riportato a casa la regina Paola del Belgio. L'ex sovrana in vacanza a Venezia per visitare la Biennale nella serata di ieri è stata colpita da un malore cerebrovascolare. La regina, che ha 81 anni, è stata rimpatriata con un aereo non medicalizzato. Ad attenderla all'aeroporto militare di Melsbrück c'era un'ambulanza che l'ha trasferita in una struttura sanitaria per ulteriori accertamenti. Paola del Belgio è stata ricoverata ieri sera all'ospedale civile di Venezia, dove le sono state assicurate le prime cure e dove le sue condizioni di salute sono state stabilizzate. Ad assisterla il marito, Alberto II. La notizia ha fatto il giro del mondo sin da stanotte, quando la Casa Reale ha iniziato a diffondere i comunicati sullo stato di salute della regina e la TV belga RTBF ha iniziato una lunga diretta in collegamento da Venezia. Nel sito della TV le immagini dei paparazzi appostati al pronto soccorso al civile e l'audio con il bollettino medico della direzione emergenza dell'ULSS 3. L'ex sovrana sembra non sia stata mai in pericolo di vita, pur se il quadro clinico merita accertamenti. Già a settembre 2015 Paola del Belgio era stata colpita da malore proprio durante un altro viaggio in Italia, ma allora la Casa Reale parlò di problemi cardiaci. Un angelo che veglierà su voi bambini, così l'ultimo saluto nel Duomo di San Martino di Lupari a Martin, il bimbo di 8 anni travolto e ucciso da uno scuolabus giovedì scorso. Ciao Martin, eri molto simpatico, mi piaceva molto giocare con te. Sono le scritte sui biglietti che i compagni di classe hanno attaccato ai palloncini che si sono alzati in cielo al termine dell'ultimo saluto a Martin, il bimbo di 8 anni ucciso da una scuola bus giovedì scorso mentre stava tornando a casa in bicicletta. Nel Duomo di San Martino di Lupari, pieno di gente, i genitori distrutti dal dolore, con la madre che si trovava a pochi metri dal piccolo quando è accaduta la tragedia e che è rimasta ricoverata in ospedale alcuni giorni per lo shock, ma anche tante autorità, dal sindaco al comandante dei carabinieri. Don Lino nella sua omelia si è rivolto agli adulti ma anche ai bambini. Gesù invita al silenzio, ha detto, per evitare di fare domande pericolose. Ci dice di non avere paura, che non ci lascia mai soli. E rivolto ai bimbi, Don Lino afferma che Martin può essere una guida. Buono e sensibile com'era, sarà una stella luminosa nel cielo. Domande che appesantiscono noi adulti quando ci sono poste soprattutto dai bambini e dai ragazzi. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino, chiusi gli uffici pubblici, chiuse le scuole, bandiere a mezz'asta, fiocchi neri esposti in tutto il paese. Nulla ci potrà mai restituire Martin, ha detto il padre nei giorni scorsi, mentre il pubblico ministero ha aperto un fascicolo sulla posizione dell'autista dello scuolabus, ma poi l'ha subito archiviato perché sembra proprio che fosse impossibile per lui evitare l'impatto. Il bimbo è scivolato proprio mentre passava il bus, una tragica fatalità che rende ancora più drammatico l'accaduto. È arrestato un 75enne di Torreglia, avrebbe truffato con 2 complici un'anziana di Pordenone. Tra le 3 persone arrestate e poste ai domiciliari dalla procura di Pordenone c'è anche un uomo di 75 anni, originario di Messina ma residente a Torreglia, comune dei Colli Euganei, e accusato di truffa aggravata in concorso con un 49enne di Messina e un 76enne di Albano Laziale. Secondo le indagini della questura di Pordenone, la truffa sarebbe stata messa a segno nel luglio scorso nella città friulana, in piazza Cavour. Gli uomini si sarebbero avvicinati alla vittima, una donna di 83 anni del posto, comunicandole che avrebbe ricevuto un'eredità.
ma che servivano 3.000 euro per il pagamento di tasse e bolli. L'avevano così accompagnata in banca per ritirare la somma, poi si erano dileguati con la scusa di recarsi in un vicino tabaccaio. Avviate subito le indagini, anche grazie alle immagini di videosorveglianza che avevano immortalato il terzetto, i poliziotti avevano presto dato un volto e un nome agli autori dell'odioso reato. Ora la squadra mobile di Pordenone sta verificando la dinamica di altre truffe simili per capire se possono essere riconducibili agli stessi autori. E ora, dopo mesi di polemiche per i troppi lupi nel nostro Veneto, basta una foto, la morte di uno di questi, per scatenare una nuova polemica inversa. Diventa un caso politico l'uccisione di un lupo sui monti della Lessinia, la scoperta della carcassa dell'animale ieri a San Rocco di Piegara, fuori dal centro abitato di Roverè Veronese, zona di caccia di lepri e caprioli. Il lupo, un maschio di una quarantina di chili, era stato abbattuto poche ore prima, secondo le verifiche del servizio veterinario dell'ULSS. I resti dell'animale sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri della forestale di Bosco Chiesanuova e della stazione di Roverè, che lo hanno trasportato all'Istituto Zooprofilattico di Verona. Il cacciatore che l'ha ucciso rischia ora una condanna e addirittura il carcere fino a 2 anni, trattandosi di specie protetta. Forte la reazione degli animalisti, Lavi in prima fila, che dopo aver diffuso la foto dell'animale morto chiedono sia fatta giustizia, mentre dalla Regione si torna a ribadire che tutti i provvedimenti per cercare di ridurre al minimo la possibilità di questi abbattimenti sono stati presi, ma che è anche necessario modificare la normativa e riaprire il confronto in conferenza Stato-Regioni sul piano nazionale di gestione della fauna selvatica. Lo status di protezione totale, di intoccabilità del lupo mette in crisi l'equilibrio ecologico tra prede e predatori, afferma l'assessore regionale di comparto Giuseppe Pan. Il problema, aggiunge, potrà essere affrontato in modo serio solo articolando in modo diverso le direttive europee, che dovranno prendere in considerazione l'effettiva presenza territoriale del lupo in Italia e contemplare misure mirate di riequilibrio tra l'attività antropica e la fauna predatoria protetta. Questo mentre sull'altopiano di Asiago nei giorni scorsi è nata proprio una cucciolata di ben 9 lupacchiotti. E poi le parole di Matteo Salvini, come sapete, campi nomadi zero, obiettivo di legislatura, quindi nei 5 anni di governo. Vediamo che ne pensano i trevigiani. Smantellare entro i prossimi 5 anni tutti i campi rom, a dirlo il ministro Salvini. Non solo, ma i vertici veneti del Carroccio spingono il piede sull'acceleratore verso la chiusura dei campi. Sulla questione abbiamo sentito i trevigiani, cittadini divisi. Che ha fatto bene. Ma dove andranno queste persone? Andranno ai loro paesi. Torneranno ai loro paesi sicuramente. Ma secondo me è giusto, anche perché, visto le condizioni anche in cui vivono e tutto il resto che ne consegue, penso che sia anche giusto, magari un po' alla volta, o li dà una sistemazione o se no che tornino a casa propria, dove forse starebbero anche meglio, secondo me. Secondo me non è corretto, o almeno bisogna destinarli in un'altra zona, dando delle case a questi rom, perché non è giusto che vadano in mezzo alla strada. Ovviamente nel caso di un'azione di questo tipo bisogna anche prevedere delle soluzioni alternative. Ma se per qualcuno è giusto chiudere i campi, altri chiedono una soluzione abitativa alternativa per i nomadi. Chiudere i campi rom non so fino a che punto possa essere, però una regolarizzazione ci vorrebbe, perché comunque non vivono in modo decente e civile sicuramente i rom. L'ideale sarebbe non tanto chiudere i campi rom quanto in realtà abilitare determinate zone alla loro abitazione fondamentalmente, così che possano integrarsi con la società, evitare di incentivare appunto la criminalità. E non sono d'accordo neanche su questo, detto così. Cioè, io sono d'accordo che sono problemi. Cioè, è stupido dire che non è un problema lo straniero, il rom, eccetera, questo è stupido, però il modo di affrontarlo non mi pare quello migliore. Poi la chiusura bisognerebbe poi trovare una locazione dove va. Certo, chiudi, crei un altro problema. Pochi istanti di pubblicità, poi torneremo a Campo d'Arsego, dove c'è il sospetto per un omicidio di una 53enne. Torniamo in diretta al telegiornale del Veneto, c'è un aggiornamento per quanto riguarda il presunto omicidio di una donna di 53 anni a Campo d'Arsego. Sono arrivate nuove immagini, vediamo se siamo in grado di mostrarvele. In questo istante nelle immagini
di Francesco Ratai. Gli uomini dell'Arma stanno controllando la parte del retro di questa villetta in via Caltana, dove, vi ricordo, è stato trovato il corpo di una donna di 53 anni, professione bidella. Questa mattina non si è presentata a scuola, da lì i sospetti, e gli uomini dell'Arma sono sul retro proprio perché o il corpo è stato trovato, eccoli qua, lo vedete in queste immagini, di Francesco Ratai all'interno del garage, ancora non è chiaro, o proprio perché forse quella è stata la via più semplice per gli investigatori per avere accesso all'abitazione. Pare però che sia stato un passante a individuare il corpo con tracce di sangue non distante. Il preside ha avvisato i carabinieri perché appunto non era andata al lavoro. Questo aggiornamento ci arriva adesso e viene confermato. Si scoprirà di più, come dicevamo, soltanto nelle prossime ore. Oggi 26 settembre ricorre il 74esimo anniversario dell'eccidio del Grappa. I rintocchi della torre civica accompagnano e cullano il ricordo. La mente di Umberto Ferraro torna a quel 26 settembre del 1944, a quei 31 giovani che morirono impiccati ai lecci di Viale dei Martiri e lungo gli altri viali della città. Io ero un ragazzino piccolo e andavamo a giocare giù per le rive del Prato Santa Caterina e giocavamo a una specie di quarche e frecce. E io allora mi avevo fatto un arco, un spezzo di spago, e su quello tirando si è rotto lo spago. Sono su per i gradini, sono venuto su verso la piazzetta Zaine, al secondo albero vide un laccio, un spago, e mi aggrappai a questo spago e tutto quanto lo tiravo perché volevo aggiustarmi il mio piccolo arco, hai capito? Su quello che ero con la schiena verso la piazzetta Zaine, arrivò un signore con una beretta nera e vestiva un... Qua fai qua, dove vai io da via da quando mi fai così? Io ho preso anche paura, su che mi giro ho visto un camioncino con dei ragazzi sopra. Mi sono girato un pochino e ho visto cosa serviva quel spago là, perché stavano impiccando il ragazzo. È una delle pagine più tragiche della storia di Bassano. Furono momenti terribili. Ferraro era un bambino, aveva appena 5 anni. Poi qua Giglio, il signor Giglio che vendeva legna e carbone, dopo 3 giorni li ha presi e li ha caricati su un carro del carbone e li ha portati giù a Santa Croce. Intanto i rintocchi del Campanon rendono omaggio a quelle giovani vittime. Bassano non dimentica e non deve dimenticare ciò che accadde e che segnò la storia della città. Il tempo di ricordarvi gli ospiti di questa sera. A 20:10 sono il sindaco di Treviso Mario Conte, Stefano Busolin, presidente di Ascotrade, aiutare gli ultimi il titolo. Persone più bisognose, racconteremo di tanti episodi di solidarietà, e poi alle 20:50 qui studio a voi stadio per il campionato di calcio in diretta su Antena 3. È tutto, adesso le previsioni meteo. Grazie, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni e temperature in generale ripresa, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto, come detto, la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo. Sulla nostra regione, dunque, sarà ampiamente soleggiato, con il cielo che sarà sereno su tutti i settori. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature in aumento, con minime comprese tra 5 e 9 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 21 e 24 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole ovunque grazie alla presenza dell'alta pressione. Ampio soleggiamento dunque con cielo sereno e sgombro da nubi su tutte le province. Non sono attese piogge. Temperature in lieve aumento con minime comprese tra 5 e 8 gradi. Massime oscillanti invece tra 21 e 24 gradi circa.
Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, bel tempo anche sulla nostra regione, sarà dunque asciutto e stabile e anche ampiamente soleggiato su tutti i settori, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo velato. Temperature minime tra 5 e 6 gradi, massime compresi invece tra 27 e 31 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci!